Eccoci qua cari amici, traccia di auto d'epoca, appunto qua, zona Padova, niente solo. Salve a tutti ragazzi, siamo qua nei padiglioni esterni a osservare un po' tutte queste bellissime auto d'epoca, una più bella dell'altra. E poi Gio, appunto, E qui dicevamo vedevamo sì, questo ex furgoncino Fiat dei Carabinieri con tanto di santino sul vetro dedicato a San Cosimo e Damiano. Eccoci E il qua, caratteristico cagnolino che sta lì a prendere il fresco. eccolo qua, vedo che sta bene, sta bene. Questa bellezza sta lì, ha trovato un angolo fresco. Sta bene, vicino ai veicoli d'epoca non si sbaglia. Guardate qua, un bellissimo appunto Fiat 900 dei Carabinieri, ex Carabinieri al libretto. Il prezzo dice trattabile 8.500. Eccolo qua, forse chissà se l'avevo filmato lo scorso anno, ma niente, insomma noi lo portiamo a casa lo stesso nel dubbio. Eccoci qua. E niente, insomma, eccolo qua. Ripreso, l'abbiamo ripreso qua, Ecco qua, Questo è un po' così, fiera autodecca. Esatto. In mezzo alla gente qua, Ho fatto caso anche questo, Bellissimo, meritato, Eccoci qua. Niente, Il suo colore originale, Ecco. manca solo la scritta. Niente, Gio, vieni un po' che andiamo a vedere E poi? l'ultima carrellata qua. C'era da dietro una 112 Abarth. 112 Abarth, ma Gio, vieni un po' che forse secondo me ci sono altre auto interessanti, però come vedete insomma la fiera auto d'epoca è un po' questa, tanta gente. Sì, piena di gente. Ecco, tracce di auto d'epoca appunto. Sì, esatto. Mi interessava molto quella Fiat Laser. Eccola qua, vieni Monzo, ecco, vai a sì. scoprire che Fiat è questa. Sì. Questa vecchia Fiat Era una vecchia Fiat, una Fiat 1009 1900, ecco. del 1953. Bellissima ragazzi, bellissima. Questa Spettacolo, Fiat 1009, insomma queste auto sono un po' difficili da addirittura capire subito al Non so volo. quanto sia vero, però c'è scritto ancora in rodaggio, forse perché appunto gli hanno rifatto tutto il motore, eccetera. Qualche esperto. 28.000 euro costa questa. Così alla fiera, Fantastica ragazzi, fantastica. Bellissima Fiat 1009, Guarda un po' di che anno è, se c'è scritto lì sulla targhetta. Adesso 1953 c'era scritto Eccola davanti. E fammi vedere, sì esatto, 1953. Spettacolo, anche questa portata a casa. Sì, è veramente bella, restaurata chiaramente, si vede benissimo, probabilmente gli hanno fatto tutto il motore anche, eccetera. Eccoci qua, cari amici appassionati qua di auto storiche. Abbiamo fatto così, questa piccola carrellata. Ragazzi, ciao a tutti, spettacolo. Compreresti che